No, I'm not a writer. Wow, la Sony qua sarà anche brava, però credo che in realtà è tutta un'altra roba, bellissimo. Aspetta, perché quelli hanno anche due BAW. Il CP è già là che dice posso pinciarmeli e io gli dico no CP, non si può. Moderne tecniche. Stavolta forse ci divertiamo un po' di più perché sta andando via il sole, no? E non abbiamo portato via le torce. Cazzo figata, ragazzo. Noi abbiamo fatto su 4 borsoni della spesa di legna, non è poca ma forse non è neanche tanta, l'unica cosa dobbiamo aspettare che vada via la gente e soprattutto che vadano via i caramba, hai capito? Così ci buttiamo già la legna nel grumo e se manca torniamo qua con le torce e rifacciamo il pieno. Porca troia, neanche se avesse droga, sta arrivando la macchina e noi scondi legna, scondi legna. Comunque ambientazione fantastica. Magari c'è un serial killer in giro, no? Per quello tutti i carabinieri. Dopo dicono, non lo ven trovare, andiamo via. E il mio Bettino sta qua col serial killer. Non so. No, falso allarme, era l'ambulanza. Però tieni conto che qua sei sullo sterrato, siamo proprio in mezzo al bosco. Quindi da capire, sarei curioso adesso di capire cosa è successo perché da un bel po' insomma che vanno avanti. E quella roba LED là, il CP invece. Comunque no, secondo me i caramba sono ancora lì. Siccome che lasciamo qua le borse, facciamo un giretto di ricognizione e vediamo se sono ancora là. Sì, facciamo così. Oh, ma da film, cioè in mezzo agli alberi qua al niente e c'hai sta nebbiolina che viene su, è fantastico veramente, bellissimo, stupendo. Tieni conto qui ci sono 0 case, 0 negozi, 0 pali della luce, proprio 000, siamo in chilometri di zero, in chilometri di niente, in chilometri di natura, di incontaminato, bellissimo. No, non stava registrando. Cioè io ho fatto tutto il discorso e non stava registrando. Vabbè, rifacciamo da capo. Allora stavamo facendo vedere un'altra parte del camper robot del Bettins, che è la dinetta che si trasforma in divanone dove il Bettins va a funfattare, no? E poi qua no, c'è il discorso Volendo si allarga. ecco, cioè fa gli orgioni praticamente, cioè mi la butta là il funfata, lui dice no qua orgioni, harem, cazzo. E per quanto riguarda le emergenze, no, siccome abbiamo la legna abbastanza bagnata, io di solito uso infilarci dentro carta da Pokiskei che te la trovi al Lidl, l'alcol etilico, anche quella da Pokiskei, e questa diavolina, ovviamente anche questa da Pokiskei. E qui ragazzo c'è la solita Wild Project rata là, sai quelli là del film che l'hanno fatto con le torce alla cacchio, no? E aspetta, mi sono perso, bisogna trovare il nostro coso. Ci sono le stelle, quello no è il CP, cioè è la stella CP, luminosa, vedi? E inizio a dubitare seriamente per il fuoco perché c'è una nebbia della miseria e io ho gli occhiali già che non ci si vede più. E in più non trovo neanche la legna del fuoco, dove cavolo l'abbiamo messa? Allora, prima di scaldare il fuoco scaldiamo i zingani. Lì ci sta sempre la mia mitica lampadina tattica, che è quella con la zanzariera, ti ricordi che gli avevo fatto quella specie di video recensione, che così ci illumina e adesso iniziamo già a imbombare il legno e speriamo che prenda. Ho seri dubbi, però stavolta sì ho seri dubbi. Poi vedi, se vuoi aiutarti per mettere la carta bene dentro, prendi un bacchettino e te la spingi tutta bella sotto, perché la carta ovviamente deve essere sotto la legna e coprire tutto quanto, insomma. In questo modo si spera che la legna si scaldi, si asciughi e dopo insomma che il fuoco prenda. Ecco, è arrivato anche il Bettins con la torcia. Cioè abbiamo non so, guarda che razza di set che abbiamo stasera. Cinema. Cheers Italia! Cheers! Cazzo, ora che brutto che so così. Io sono bravissimo. Allora l'alcol, cioè non quella beva. Non l'alcol quel che non si beve. Ah cazzo, la cenì? Beh sì, lo mi. Allora, tanto. Hai acceso? Sì, acceso. Sotto.
vedi? Non Muore. prende? Beh, lo sapevamo già, cioè c'è troppo umido, la legna era bomba e c'è troppo umido adesso. Adesso vediamo se per miracolo, per grazia divina si ripiglia, se no ciò non è. No, no, Gioia, non serve, non serve, grazie. E cos'altro si può fare, tu capisci? Buttare altri tocchi a diavolina. No, aspetta. Forse che vuoi rametti più piccolini da buttare Sì, sopra. potevamo tagliare prima piccolini. E gli stonfi, no, ma io no. Adesso che a diavolina devo andare. Sì, è solo diavolina che va. E niente, alla fine è solo la diavolina che sta bruciando, porca troia. Prossima volta per questi casi di emergenza, ma veramente emergenza, bisogna portarsi un bel po' di alcol, perché cosa fai? O la legna da casa, ma cioè vuoi mettere il selvario da trovare la legna qui, caramba, che non ti scopre quei borse, cazzo culo. Alla fine gira e rimissia, noi uomini di poche speranze ce l'abbiamo fatta. Cioè che Bettini diceva, cazzo, certo che se fossimo uomini della preistoria saremmo già morti di freddo. È vero, saremmo estinti, questo video non ci sarebbe. Preso un cazzo. Così gli americani ne capisci un cazzo. Tu sei l'acqua a pista. Niente, il Betis doveva vivere questa esperienza di cucina. Di cucina. No, non siamo ubriachi, no. Ehi, no. Che se Opin è ferma, no, non siamo ubriachi. Ma è un bacchetto più lungo! Ecco, vedi, questi sono gli aperitivi livello pro. Allora, i baretti da fighetti con i seggiolini, cicci e cocò, mande cagare, guarda qua. Sono cose da fare con una bella figa, però le puoi fare anche con gli amici. Adesso andiamo nel bosco di notte, cioè buio pesto, perché veramente guarda, cioè anch'io vedo buio pesto, però a differenza diciamo tua che vedi dal monitor, vediamo le stelle. Questa è una cosa veramente bellissima solo dalla parte del mare. Dalla parte della città, giustamente faceva notare Bettini, non c'è niente perché c'è l'inquinamento, come cavolo si dice, foto qualcosa, comunque luminoso, esatto. E adesso andiamo a rischiare la nostra giovane vita in mezzo al bosco e andiamo al mare. Ok, i due Furbix qua praticamente a dicembre in felpa, no, giustamente, il giubbotto è un optional per le zingarate, è un optional. Ma sì, ma no, è questa. È questa. Un albero. Un albero imbriaco. Porca troia. L'unica cosa, sì, noi qua siamo abbastanza tranquilli, basta non vengano fuori i cinghialo. Però secondo me i cinghialo sono più dietro di noi, cioè non dove stiamo andando noi, sono da altre parti. Di qua? Ma che figo, qua no? È un buso. Guarda che anche il CP va adesso. Vamos! Qua c'è il ponte, Ponte della morte. Quando vai nel buio così, nel nulla, da solo nel senso fuori dalla città, fuori da tutti i contesti, ti senti un po' il padrone del mondo, diciamoci la verità, dai. Un pimpinotto al buio. Un pimpinotto al buio. Wow, siamo al mare. Perdona la metafora, sembra di essere tipo lungo un'autostrada come rumore, invece no, sono le onde. Bellissimo, e c'hai il nulla ovunque e il CP chiaramente. Bonjour l'Italia, les mers, cioè le mer nel senso le mari in francese.
E niente, e ci incastriamo qua. E niente, già che eravamo per strada ci siamo impigliati su mezza foresta e abbiamo detto portiamo qua la mezza foresta e diamo fuoco. Quindi il fuocherello continua e non so, ceneremo a mezzanotte a sto punto. C'era che però, oh, seriamente, ci si chiedeva, ma la gente primitiva una volta, cioè per scaldarsi, che cazzo faceva? Andava avanti tutta la notte a buttare legna? È una roba incredibile, eh? E tu mi dirai, Yuri, cosa hai combinato? No, gran calma. Allora, ti ripeto che la legna è bomba, quindi quella specie di palizzata, di piramide che ci abbiamo fatto sopra, è per far sì che quella legna lì si scaldi. Dopodiché, quando è calda e asciutta, possiamo spezzarla o comunque buttarla a contatto col fuoco, no? Oh, Discovery Channel, wow, non si scherza. Riusciranno i zingari ad andare a cena? Prima o dopo. Prima o dopo riusciranno. E stasera che abbiamo i vicini a casa, cosa gli si fa ai vicini? Allora, primo, insalata, così dopo hanno ragione a dire che i vegetariani mangiano solo insalata. Infatti ho fatto l'insalata apposta, cioè puoi fare altre robe, no? Volete insalata, appunto. Secondo, no, dei burger e sto calzone che ho preso alla Lidl, l'avevo già provato, è molto buono. Un po' pesantino, però in due metà calzone e un burger a testa, insomma, che sta. E salsa rosa, perché insomma non è che si può mangiare massa roba genuina dopo, insomma.